Buonasera a tutti, mi sento il Papa. Buonasera miei cari, ben arrivati. Buon mercoledì sera, ve l'avevo annunciato che questa sera saremmo stati insieme ed infatti sarà così, perché questa sera, come già avete sentito, per i più attenti c'è stato lo spottino pubblicitario anche in TV, per i più attenti sicuramente lo sapete, per i meno attenti dove siete stati? Perché questa sera finalmente dopo tantissimo tempo ritorna un artista che non vedevamo da un pochino, ma sono davvero molto contenta anche perché in primis raga è di un'educazione straordinaria, un ragazzo con una voce molto bella e quando arriva io sono davvero contenta, anzi mi dispiace quando lo perdo un pochino di vista, ma finalmente è ritornato pronto a cantare. Tra l'altro questa sera abbiamo anche il tastierista, faccio e do la buona serata a Salvo Conte. Buonasera Salvo, ben arrivato anche a te, questa sera sarai proprio tu ad accompagnare il nostro artista ed è bello quando soprattutto succede questo, che si canta live. Figlio d'arte, perché il suo papà, sicuramente in tanti lo ricordate, canta pure lui. Vediamo se dopo riesco a tirarlo per il cappello e me lo porto qui sul palco insieme a noi, ma intanto applaudiamo colui che appunto questa sera ci terrà compagnia per i prossimi 60 minuti con la sua musica e la sua voce. Facciamo un applauso per Vincenzo D'Alessi. Buonasera, buonasera a tutti. Ciao Mary. Vincenzo, buonasera. Come stai? Tutto bene, tutto bene. Io stasera ho detto mi metto il maglione, ho fatto la cosa più stupida che potessi fare in tutta la mia vita. Sto squagliando, non c'è caldo, sto squagliando. Tra un pochino mi trovi spiaccicata a terra tutta acqua. Come stai? Tutto bene? Tutto bene, anch'io mi sono fatto un po' di problemi come vestirmi, come non farlo, perché so che qua poi ogni tanto fa caldo. Io che lo so, che so di casa, però non lo so, sono un poco, come si dice, una che cambia il proprio umore in base al tempo. Come si dice? Qual è quella parola? Meteopatica. Quindi quando vedo che un pochino fuori c'è questa settimana proprio tragica, ci sono io che tra poco che metto il passamontagna, la sciarpa. Non si sta capendo niente. No, assolutamente. Niente. Però va bene, adesso sarai tu con la tua voce a portare calore a tutti i nostri ascoltatori. Stasera sono tutto vostro. Perché ci siamo persi un po' di vista per troppo tempo. Qui siamo ritornati. Certo. Ti sei un pochino fermato, diciamo così. Ti sei un pochino. Ho avuto il tuo periodo. Un po' di da fare. Ma diciamo che questo periodo ce l'avete un po' tutti. Succede in tutti gli artisti che c'è quel periodo in cui si fermano un attimino e poi però si torna più carichi che mai. Senti, prima di iniziare ho voluto te qui con me perché dobbiamo in primis ringraziare quelli che sono i nostri sponsor. Quindi andiamo subito a ringraziare l'impresa edile Scaredil che si trova a Lentini, che è la nostra impresa edile. Ristrutturazioni, impianti, potete contattarli per qualsiasi tipologia di preventivo, loro sono gentilissimi e soprattutto super competenti. Il numero telefonico anche per un semplice preventivo appunto è il 352 08 97 271, ve lo ricordo ancora una volta, 352 08 97 271. Quindi ragazzi, non solo Lentini, la sede principale è a Lentini, però i ragazzi si muovono tranquillamente. Ovunque. Esatto. E poi ringraziamo anche lo studio discografico Scar Music, sempre a Lentini. Diciamo che avete fatto lo studio, anche la Digital Video ringraziamo, altro sponsor, e tutte le canzoni sono registrate lì, giusto? Sì, tutto da noi, facciamo tutto noi. Ma lo so, quando c'era tuo papà che veniva a cantare, anche lui, parliamo di Carmelo D'Alessi, che sicuramente in tanti lo conoscete, ma le risate che mi sono fatta con tuo papà, con tutta la sua musica, ogni volta ci divertiamo da tanto, mi è mancato, però sono contenta che insomma in un qualche modo finalmente siete tornati. E direi che di chiacchiera ne ho fatta tanta. Sì. Sì, come sempre, io sono sempre uguale, una chiacchierona. Ecco, meglio, la chiacchiera è bella. La chiacchiera è bella, è vero, però qua siamo per cantare, no per chiacchierare, insomma, perché io me la tiro un'ora a chiacchiera, capito? Non è che mi creo problemi. Allora, vuoi fare qualche saluto prima di iniziare? Oppure vuoi iniziare subito a cantare? Sì, volevo salutare tutta la mia famiglia, volevo salutare la mia ragazza Tiffany, la mia mamma, il mio papà, come mia nonna, e anche il maestro Filippo Ippolito che ci aspetta calorosamente nello studio di registrazione, ovviamente, come abbiamo detto. E niente, a tutti gli amici vi mando un bacio e ringrazio tutte le persone che stasera mi stanno guardando
e sono qui insieme a noi, anche se non ci sono. Non ti preoccupare, ora loro commenteranno, scriveranno, io adesso vado ad aprire la diretta così ci leggiamo anche chi vuole essere salutato. Anzi, ricordiamo, se magari in questo momento siete in macchina, ci state ascoltando, sapete che noi messaggini non le leggiamo, però se volete un salutino, qualsiasi cosa, scriveteci su TikTok che lì abbiamo l'immediato nella lettura. Certo. Va bene? Maestro Salvo, lei è pronto? Prontissimo. Vince, tu sei pronto? Certo. Con quale brano iniziamo stasera? Amo solo te. Bellissimo. Ve lo lascio, Vincenzo D'Alessi. Vai maestro. Un diluvio universale dentro mi hai fatto scoppiare, io più te uguale a mare, tu mi hai fatto innamorare, il tuo sguardo accattivante mi seduci in ogni istante, hai colpito la mia mente, un messaggio controlla. Amo solo te, tu fai parte me e a tutto il mondo mola te fa sapere che sei mitica, sei fantastica e vago pazzo solamente per te. Tu mi fai morire perché sei così, tu c'è carna lo sai che mi fai impazzire, dinta un attimo mi fai perdere e con un vaso niente mi fai capire, mi fai capire ed io sono cassa gelosa, non mi sa che fa sti cosa, che sto cuore là c'è chiusa, ma carina ci stai tu. Amo solo te, tu fai parte di me e a tutto il mondo mola te fa sapere che sei mitica, sei fantastica e va che faccio solamente per te. Tu mi fai morire perché sei così, luce carna lo sai che mi fai impazzire, vinta un attimo mi fai perdere e con un vaso niente mi fai capire, mi fai capire. Mi fai morire perché sei così, luce carna lo sai che mi fai impazzire, dinta un attimo mi fai perdere e con un vaso niente mi fai capire. E con un vaso niente mi fai capire, mi fai capire. E bravo il nostro Vincenzo, Grazie, bravo! grazie. Non ti sentivo cantare da un po', bravo, questa sera abbiamo tutto live, sei migliorato tanto Vincenzo, sono davvero molto contenta, stai crescendo Grazie bene, mille. ma senti, raccontaci un po', visto che comunque ti abbiamo perso un po' di vista, ci sono delle novità in preparazione? A voglia, ce ne sono novità, sì. Allora dimmi quella più vicina intanto, poi dopo tanto abbiamo 60 minuti. Quella più vicina sono un 3-4 canzoni che sono tutte di troppo fila. veloce stai andando, 3-4, io ti ho detto quella più vicina. No, perché poi c'è il disco. Ah,
Quello proprio è una qua cosa ci ha buttato che- la bomba. Certo. Cioè io gli ho detto iniziamo piano piano, lui direttamente è venuto No, fuori. no, il disco poi c'è. Quindi stiamo Certo. lavorando per il lavoro Sì, discografico. e questa volta spero, ma è così, non mi fermo più, continuo per la mia strada e non... Ma sai cosa penso, Vincenzo? Che comunque a prescindere, anche se ti fermi, alla fine ci ritorni. Questo sì, quindi fondamentalmente credo che sia la tua Però strada. ci vuole Tanta giustamente forza. ci vuole allenamento, Certo. cioè, è una cosa che tu ti devi dedicare. Sì. Non è come una cosa che vai a lavorare tutti i giorni, fai Come la comunque giocata a una calcio, diciamo così, la partita non è a una calcio. vita monotona, è una cosa Certo. che comunque devi sempre studiare, devi sempre rifarti. Certo. Perciò Bisogna crescere, ci nella vuole- vita non si finisce mai di imparare, con il Esatto. canto è così, Esatto. non si finirà mai. Ma quindi fammi capire, adesso ci sono 3-4 singoli in uscita per poi arrivare all'album direttamente? sì, E l'album conterrà tracce che già hai realizzato, che andrai a racchiudere tutte lì, o ci saranno anche inediti? Questo già lo Qualcuno, ma sai? pochissime, sì, poi gli inediti sì. Ci saranno Sì, sì. anche inediti Certo. quindi all'interno. Quanti brani vuoi mettere all'interno dell'album? Ma proprio per farla proprio minima 8. Ma poi se ce la faccio anche di più. Bella questa cosa. E quando conti di farlo uscire? Prima dell'estate? Prima dell'estate non lo so. Prima o dopo, dell'estate dai, vorrei fare altre cose, però va bene, ci arrivo, ci entro arrivo. il 2026 Sì. diciamo, siamo nel 2026 Ci vero? No, perché 2026, sì. ogni tanto perdo la cognizione del tempo io, sai com'è, no? Sì, quindi entro il 2026 ci sarà l'album del nostro Vincenzo. Beh, fino a credici tu, perché se tu ci credi allora puoi, è quando noi stessi non ci crediamo che non ce la facciamo, ma se ci da tanto tempo speravo di fare il mio primo lavoro discografico e ci sto, come si dice, ci combatto tutti i giorni e fallo. adesso che ci sono lo ma devo ci fare per arrivi, forza. anche Ci devo perché arrivare. la vita, guarda che senza combattimento non ti porta da nessuna parte. Esatto. Se noi non prendiamo le strade e ci prepariamo a combattere, non si arriva. Quindi questo già significa che sei pronto per intraprendere questa carriera, anche Sì, perché sì. per un Ci siamo. artista, quanti brani ha realizzato già? Finora 10 brani ci Ecco, sono. Sì, quindi sì. voglio dire, già 10 brani ci sono fuori e ancora potevi anche benissimo dicendo li raccolgo tutti insieme e mi faccio il lavoro discografico. No, tutto Invece nuovo, no, tutto nuovo. E questa già è una bella cosa, perché insomma non è che tu dici sai ho 2 brani, no, già ce ne sono 10, farne uno del tutto nuovo è sicuramente una grande vittoria. Quindi noi lo aspettiamo, tenetevi pronti perché in questo 2026 ci sarà questo primo lavoro discografico di Vincenzo. Allora, saranno quindi brani che non abbiamo mai sentito. Questa sera non ce ne farei sentire nemmeno uno di quello che verrà racchiuso all'interno dell'album. Ancora no. Ok. Qua stiamo Ancora finendo. lasciamo il dubbio. Va bene, ok. Rimaniamo con il cosiddetto punto interrogativo. Cosa ci fai sentire adesso? Autostop. Bello, un altro brano molto bello. Continuiamo a cantare e chiunque vuole dopo mettiti più vicino a me che qua, se no sembriamo troppo lontani. Che poi dopo diamo anche i contattini per averti agli eventi, per averti alle feste. Facciamo un po' il quadro della situazione. Andiamo con Autostop? Let's go! Ehi. Na, 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 na. Autostop, ma guarda che biondina che sta là, è proprio assai carina, chi sarà? Adesso la rimorchio che può fare? Prego dai, fai presto che mi bagno, sali su, ma come dice è tardi ormai, non sei mica scappata da casa tu. La tua strada è lunga, sai, dai parliamo un po' di noi, è il mio viaggio incominciato insieme a lei, e sto pensando che mi sono innamorato, tra un sorriso e una risata, facendoti ascoltare qualche brano che mi aiuta a parlare con te, se penso di baciarla che può farmi muso proprio cacciava, mi sta facendo segno di fermarmi, sta piovendo dove va, ma perché mi deve capitare tutto a me,
ma cosa avrò sbagliato chi lo sa, ci pensa e poi ritorna a camminare. Autostop lei non c'è più, ora chi si fermerà per pensare insieme a lui fuori città? E sto pensando che mi sono innamorato, tra un sorriso e una risata, facendoti ascoltare qualche brano che mi aiuta a parlare con te. Se penso di baciarla che può farmi, mo ci provo cazza fa, mi sta facendo segno di fermarmi. Sta piovendo, dove vai? Dove vai? Grazie, grazie, grazie. Mary, dove sei? Dove sei? Dove sei, Mary? Arrivo! Oh, eccoti, Mary. Che Non mi bravo! abbandonare. Bravo Vincenzo! Bravo, Grazie, bravo, grazie. bravo! Questo è un brano che abbiamo cantato insieme a te. È bravissimo, assolutamente. Adesso quanti anni ha che ti sei lanciato? Non dico che hai iniziato perché comunque con tuo papà. Salvo, vuoi salutare qualcuno? Perché lo vedo che lui saluticchia e quindi presiamoci un microfono e facciamolo salutare. A chi volevi salutare? Ma alla diretta che sta facendo giro. Tutti Tutti i nostri ascoltatori, belli di bella. una buona serata, dai. Ecco, che prima non l'abbiamo fatto salutare al nostro tastierista. Allora, stavo dicendo, adesso da quanto tempo ha che hai insomma intrapreso Una la data strada? fissa non ce l'ho. Sì, ma vieni qua, sediamoci. Non ce che- l'ho una data. mi Però rompono i da peli. tanto, da piccolino. da Ah sì, piccolino. io sono una chiacchierona, mi hanno detto devi accelerare. Un attimo, è perché non lo vediamo da un po'. Era piccolo, diciamo dal lancio del primo inedito. Ecco, diciamo così. Sì. Quanto tempo è passato dal primo singolo? Ve lo ricordate? Da quando ha registrato il primo 10 singolo? anni sicuro. 10 anni sono passati da quando. Ora poi dopo appena viene tuo Se non sono 10 sono 8, Va sicuro. bene, vabbè, dopo sai che faccio? Lo tiro per cappello, come ho detto prima, lo porto qua 2 secondi così facciamo, come si suol dire, un po' di cortile. Il tempo passa veloce, è vero, c'è Sonia che mi dice Mary accelera perché abbiamo una scaletta precisa, tu te la metti a chiacchiera, lo so, gliene faccio fare 2 in una volta o ci arriviamo tranquillamente? Quale vuoi fare adesso? Malattia. Oh! Tu malattia, tu sei malattia. Questo che è un grande sai cosa mi piace soprattutto? Che pur essendo molto giovane va a ripescare dei grandi classici e li che mi ripropone. piace. Bravo, tu sei Le vere canzoni sono quelle che sono nate per prime. È vero, Giustamente. oggi non si capisce più niente, però è bello che un ragazzo giovane va proprio a riproporre nella sua scaletta questi brani importanti, classici. Quindi lo ascoltiamo sicuramente con grande piacere perché questa è la vera musica, la musica originale, la bella musica napoletana. Esatto. Ve lo lascio, Tu Malattia, cantata da Vincenzo D'Alessi. Tutto per voi, raga. Grazie. Tu per me, tu rappresenti tutto, io per te solo una voglio stai con me, ma tu stai tutte le notti quando ti chiami e ti aspetto a me, non sai che ci mette quando tu morendo zitta zitta fai campare che stanima di serata che non va ma roba si la mette malattia, tu sei una malattia, ti piglia vita mia, non mi fa vivere, né poesia, sta pagina è bugia, libera ne sta pazzia, a me dimmi tu, stiamo croce amare, dimmi tu, si braccia tutto amore, so per te
o so che sto piacere che con me ma non so della sola malattia, tu sei una malattia, ti piglia vita mia, non mi fa vivere, né poesia, sta pagina è bugia, né per ne sta pazzia, amo Ho cambiato le batterie e mi ero dimenticata di accenderli. Ogni tanto faccio qualche gaff. Bravo! Bravo Vincenzo, complimenti, davvero, Grazie. davvero. E anche questa la interpreti davvero molto bene. La scaletta te la sei fatta tutta tu? Sì. Da solo? Senti, Sì, però ho aiutato anche mio papà un po'. uno zampino gliel'ha Sì, messo, ma di solito voi siete d'accordo? Perché allora, Carmelo sempre è un siamo artista, ecco, spieghiamo un attimino, dopo poi quando arriva, è un artista, lui canta da tantissimo tempo, ha fatto diversi brani, quindi sicuramente ha tanta esperienza anche alle sue spalle e va ad aiutarti. Lui è... Io senza di lui non canto, va. Lui è il mio manager, è comunque la persona che, sai, dice questo facciamolo così, no? Questo è sbagliato, questo forse è meglio in questa maniera, perciò lui mi segue. Ma diciamo In che tutto. essendo il tuo papà sicuramente la persona della quale ti fidi più al mondo, sei fortunato sotto questo punto di vista, perché oggi al di fuori, diciamo, della famiglia, trovare una persona di cui fidarsi nel campo artistico è davvero molto difficile. Quindi tu sotto questo punto di vista sei davvero molto fortunato, perché sei sicuro che quando tuo papà ti dà un consiglio lo fa solo ed esclusivamente per il tuo bene, esatto, perché vuole vederti andare avanti e non di certo ti vuole vedere dietreggiare, quindi ogni consiglio è fantastico. Ed è bella anche questa cosa che vi trovate in sintonia sulle scelte di quello che insomma andate a fare. Ma avete mai pensato di fare un duetto? Lui adesso che ha fatto? Si è fermato? E adesso non lo so. Vabbè, dopo ce lo Mi ha chiediamo. detto, canta tu. Canta tu, bravo. Anche perché qui Canta tu. c'è aspetta, subito, ora, no, dopo. Tanto gli faccio fare questo e poi lo faccio fermare e si va e ti chiamo a te. Ci riesci a farne un'altra e bevi Sì, dopo? vabbè. Gliene faccio fare un'altra, poi ti prepari, entri tu, a lui lo lanciamo fuori, si idrata e poi ritorna nuovamente con noi. Se però devi bere te la prendo l'acqua. Fai una cosa, vai girare, sì. fai tutto il giro, va, lo facciamo bere. Nel frattempo poi se avete voglia, mando un bacio anche a tutti coloro che in questo momento sono collegati sul canale 96, chi ci segue in radio, ciao ragazzi, ben ritrovati a tutti, buonasera anche a chi ci segue su TikTok, raga, vi mando un bacione grandissimo a tutti voi che siete sempre tantissimi. Vi leggo come sempre, se volete qualche salutino voi scrivetemi. Nel frattempo vi stavo dicendo, scusatemi, Salvo, tu vuoi salutare qualcun altro? In diretta, ma sulla radio è più bello. Uguale, va bene. Di poche parole, ma bravissimo a suonare. Basta che ce l'abbiamo lì dietro la nostra tastiera, siamo contenti. Allora, facciamo ritornare Vincenzo, vediamo quale brano ci va a dedicare adesso. Vai, prova, 1, 2, 3. Eccomi. Bentornato. Sono ritornato. Idratato? Sì. Bello fresco? Sì. Cosa ci fai sentire? Adesso Dalla faccio sentire telefono, sì. Pronto? Pronto? Chi è? Tutto a posto? Tutto nella norma? Sì. Vincenzo D'Alessi. Non sei tu che chiami, ma su pensiero mi fa dannare. Sento soltanto i squilli, ma che sta voce non può parlare. Forse un'ammiratrice, che bello sai se per fosse tu. Ma che ci pensa a fare, si sta ben duro le faranno tu. Ma vince a me, sta voglia di te. La
mia speranza è sto telefono, mamma dormente l'anima. Se tu sapessi quanta lacrime e poi mi fai scendere. Ma mi è rimasto sto telefono, l'unica compagnia. Solo se sape il suo segreto, che a me è rimasto tu. Chiama te prego parla, e chiama a fare se non ti fai sentire. Se non sei l'amore mio, te prego attacca che posso morire. Basta mi sono decisa, ma che sto squillato sento tu. Pronto ciao come stai, io sto morendo non ce la faccio più. Chiagnere sì, corrado me, la mia speranza è sto telefono, mamma dormente l'anima. Se tu sapessi quanta lacrime e poi mi fai scendere. Ma mi è rimasto sto telefono, l'unica compagnia. Solo se sape il suo segreto, che mi rimasto tu. E con questo telefono, certe volte è l'unica cosa che abbiamo, il telefono. Telefono. Ci salva. Esatto, in certe situazioni. In certe altre situazioni è una tragedia, era meglio prima. Era meglio quando si stava peggio, come si suol dire, Sì. in certe cose. Allora, che ne dici, lo facciamo arrivare? Sì. Direi che è arrivato il momento così. Chiamiamolo. Lo vuoi chiamare tu? Carmelo D'Alessi. Oggi lo chiama Vincenzo. Buonasera, Ciao buonasera a tutti, ciao, Carmelo. Mary, ciao. Bentornato anche a te, buonasera. Grazie. Le prime volte che sei salito su questo palco Vincenzo era davvero piccolissimo e guardava seduto da là. È vero? Guardava Piccoli. seduto da là perché era veramente molto piccolo, infatti proprio per questo ho detto lui è cresciuto nella musica. Avevo 11 anni Vincenzo, perciò ti immagini. Era davvero 10 anni esatti, perché Quando ne ha ho fatto 21. la prima canzone con me avevo 11 anni. Era veramente un piccolo che è cresciuto anche lui con la musica ed è stato bello perché insomma anche lui ha deciso di intraprendere questo percorso, bellissimo anche perché papà e figlio condividono tutto, prima gli ho chiesto proprio questa cosa, gli ho detto ma di solito chi prende le decisioni, mi ha detto ci troviamo molte volte, anzi sempre, quasi sempre nella stessa direzione, e che questo è bello. Certo, Microfono, Vince, Carmelo. Ah sì, guarda. Dicevamo, sì, perché? Perché è stato abituato a sentire quelle canzoni, poi gli piace lo stesso genere. Ma qualche Gente inglese non può cantare. No, anche no. Ma no, qualche brano divertente come faceva tuo padre ce l'hai in mente di farlo oppure no? Non Chissà, lo so, chissà, un può domani, essere. un brano giocherellone, perché Può essere. con Carmelo abbiamo giocato tanto con la musica. Va bene, allora, visto che anche a te non ti abbiamo visto per un bel po', che ne dici se ci fai sentire qualcosa e io Vincenzo andiamo via? Ok. Lo facciamo? Lo Ok. facciamo tornare a cantare? Quale brano? Anche tu vuoi fare un classico? No, facciamo Vediamo. una cosa d'amore, dai, questa Ok, volta. un brano d'amore. Poi un'altra volta, poi vediamo. Quale brano? Facciamo Scatola Rosa, dai. Bella, questa gli piace, sono sicura che fai cantare tutti quanti a casa, si metteranno a cantare con te, noi ce ne andiamo? Lo lasciamo qua? vuoi Maestro, compagnia? pronto? No, lui me lo porta, Grazie. perché dobbiamo fare una cosa, da là Vince, giriamo da dietro, Grazie. giriamo da dietro, Grazie. ve lo lasciamo Carmelo D'Alessi. Grazie. Niente, mi sono emozionato. Mi sono emozionato perché c'è tanto che non, dai, ci sta.
Che carattere brutto che tiene non cambi mai, ma sai essere tutto e nessuno se vuoi, ma chi siega per forza come sta vita mia, se ti faccio già sassi ti venga a pigliare. Quante donne che ho avuto che non mi ricordo più, saccio solo che allora guardavano a me. Maledetto quel giorno che t'ha presentato tu, io guardavo e speruto e ci amorevo con te. Sì, tu diventa bello ogni cosa, e tu mundi in una scatola rosa, ci stringiamo e diventiamo bambini, tu che scappi e io ti porto cuscine, mamma mia si stiamo appiccicate, non domande manco se hai mangiato, in tu niente è meglio che non ti tocca, e non si fuma in testa saliente. Amo troppo è per questo che non ti ricordo mai, quando posso tu riesci la faccio papà, anche se t'ho sposato ho paura di perderti, ma passati 20 anni per roba a buscare. Sì, ma tu diventa bello ogni cosa, e tu mundi in una scatola rosa, ci stringiamo e diventiamo bambini, tu che scappi e io ti porto cuscine, mamma mia si stiamo appiccicate, non comando manco se hai mangiato, in tu niente è meglio che non ti tocca, e non si fuma in testa saliente. Grazie. Bravo Carmelo! Ma se io dovevo cantare solo Vincenzo, perché hai fatto cantare anche a me? Perché rispolverare qualcuno che è bravo, che non lo fa da tempo, è sempre giusto, perché l'emozione ci sa. Mi hai fatto confondere, perché non c'era allora in quel momento. Vieni qua, siedi qua, ti dico una cosa. Dice comincia la musica e tu te... Allora no, la bellezza della musica è questa. Un artista, se canti in playback non succede mai niente. No, mai cantate in playback. Esatto, se canti live succede. E lo sai cosa è bello? Proprio perché quando, nonostante uno magari non canta per un pochino di tempo e poi lo ritorna a fare, è bellissimo far vedere che comunque c'è quell'emozione. Perché io dico sempre una cosa: se tu non ti emozioni, non emozionerai mai il pubblico. Se tu ti emozioni, emozioni il pubblico. Io anche le faccio queste male. E mi hai fatto emozionare tu a me. Se sai quante volte l'ho fatta io le male compasse anche mentre canto live. Quando mi sono sparata un giorno mi sono cantata a modo mio il mio primo singolo, ma la compasse, niente, andiamo così, gli artisti fanno questo. E comunque c'è stato un momento di mancamento di brano, nel senso una non viene le parole e poi si riparte. Dov'è il problema? Mi hai smemorizzato. Niente, a noi ci piace anche questo. Questo è il bello della live, questo è il bello degli artisti. Lo fanno tutti, anche a Sanremo l'hanno fatto, sai? Vincenzo dove l'hai mandato? Di là. Di là? E non sì. viene più? Ora viene. Ah, ora viene. Hai premura? Ho premura di sentire a lui. Lo so, lo stiamo aspettando, anche perché mi sta facendo un cambio look. Quindi di là. Allora, quando prima siamo usciti di là, lo sai che mi fa: vedi, ma ora di qua dove spuntiamo? Ci si esci, te lo faccio vedere io da dove spuntiamo. Sempre qua spuntiamo. E l'ho fatto uscire di là. Adesso lui ritorna perché gli abbiamo fatto fare un cambio look. Mettiamoci in piedi e se Sonia adesso ci allarga la telecamera, l'abbiamo riaccolto il nostro Vincenzo D'Alessi. Eccolo qua. Dove l'hai messo il microfono? Si è dimenticato il microfono in giro per il mondo, in giro per la radio. Adesso dopo lo andiamo a ripescare. Carmelo, tu torni o ti faccio fare qualche salutino adesso?
Tieni torni. Ok, allora ti faccio tornare. La foto, Sonny, ce la fai dopo? A tutti insieme appassionatamente? Va bene. La vuoi fare ora la foto ricordo? Facciamola ora, vieni qua. Aspetta che io nel frattempo, guarda, qui abbiamo lo staff che è super attento e ci prepara subito tutto. Mettiamoci in posizione foto e tra l'altro ricordiamo a tutti che la foto, guardate Sonny, mettiamoci tutti vicini, 1, 2, 3, cheese. Aspetta maestro, vieni pure tu. Salvo, no, lascia lì, veniamo noi. Fatti più in là. Ok, posizione foto, 1, 2, 3, cheese ragazzi. Come sempre le foto le troverete nella pagina Facebook e nella pagina Instagram di Bella Radio. Va bene, Carmelo, tu torni dopo? Torno dopo e facciamo i saluti. E facciamo i saluti, va bene. Grazie anche a Carmelo D'Alessi di Alado, Unistennu. Sempre da. Allora, mi sa che adesso dobbiamo correre perché noi qua ci siamo messi a chiacchiera e non ci sbrighiamo più. Facciamo una cosa. Ne facciamo 2 di fila questa volta, sì, perché se io rientro ogni minuto parlo e non ti faccio cantare, quindi facciamo 2 brani uno dopo l'altro e poi ritorniamo. Quale brano facciamo, Sonny? Facciamo il primo brano che lo dedichiamo a tutte le ragazze che ci stanno ascoltando, a tutte le donne che ci stanno guardando e a chi ci sta ascoltando, ovviamente. Lo vuoi ricordare tu il titolo? Bella da morire. Ragazze, ve la dedico tutta quanta a voi, cantata dal nostro Vincenzo D'Alessi. Grazie. Tutte sera a fa amore in Dorione, ma non viene più e tu l'aspetti ancora e ti aspetti rosa da faccio balcone pure il suo compleanno e se sei scordata già tu non pensa, tu non chiamare l'amore all'improvviso o cuore fa scoppiare. Bella da morire, fatta una storia, l'amore vera arriva e niente può fermare. Bella da morire e non c'hai mai tenuto, facevo innamorato solamente per me da. Chiama la tua amica, mo mattina da ballare, se sta vita fuori e mo tu non la puoi bruciare. Donna, sia forse che sta vita, bella da morire, se io solo rende casa, non si no peccato, non si nato per sbagliare. Tieno mare rinda all'occhio, tutto il mondo sa buona, che poi come a te non si nasce nata volta, tu non lo pensare, tu non chiamare, l'amore all'improvviso, o cuore va scoppiare. Bella da morire, fatta una storia, l'amore vera arriva e niente può fermare. Bella da morire e non c'ha mai tenuto, facevo innamorato solamente per me da, per me da. Bella da morire. Un saluto a tutti da casa e vi mando un abbraccio. Grazie a tutti le persone che mi stanno guardando. Grazie a tutti. Adesso andiamo con Namurat e te.
Allora, lo sai qual è il problema? Che lontana te non posso sta. Quindi la mia voce deve entrare lo stesso, e questa la dedichiamo pure a tutti quegli amori che rimangono in silenzio, così, tanto per dire. Sì. Vai, vamonos. A tutti gli innamorati, innamorate te. Nottate chiare fermi minuti, in ora posso più, come trista che va bene come a me, ma sono che appartiene come gli amici miei, faccio condenare ma perché, ma che destino, ma che sono sincera, non posso morire bene, mi chiamano in tuo cuore sti parole che non ci ride mai, amore mio, frevo sì, ma sono che innamorata di te e mi te lasciati, su bene amico me. Da morire. E come posso dire, ci si è innamorati nata guaglione, come posso dire, ma non si è innamorata mia, non sono condenata ma perché, che destino, ma sono che innamorata di te, e come posso dire, su bene come Bravo Vincenzo, bravo! Grazie. Sei andato con stai morendo una cavolo però. Sì, lo so, non ti preoccupare, è normale, ti puoi togliere la camicia, Sì, levala. Sei stato, dammi il microfono, sei stato bravissimo nella parte finale, molto bravo davvero. Complimenti, grazie anche al nostro Grazie anche al nostro Sonny in fonia, lo ricordiamo, tutta l'equipe che dietro sono lì. Senti, ringraziamo ancora una volta il nostro sponsor. Sì, la parte finale è stato bravo in tutto il brano. La parte finale sono rimasta davvero entusiasta per come sei andato a chiuderlo. Bravo proprio Vincenzo. Allora, stavo dicendo, ringraziamo di nuovo i nostri sponsor, ringraziamo l'impresa edile Scaredil, che ovviamente potete trovare a Lentini per qualsiasi cosa, ristrutturazioni, impianti, qualsiasi cosa vi serve, contattateli al 352 0897 271, ragazzi, per tutto, davvero, risolvono i vostri problemi. Ringraziamo anche lo studio discografico chiavi in mano. Ecco, quindi non vi preoccupate, voi date, ritornate, avete tutto nuovo, tutto impacchettato, un gingillo, una bomboniera proprio. E poi ringraziamo, come dicevamo, lo studio discografico Scar Music, nonché anche il digital video. Grazie, li trovate anche loro a Lentini. Allora, ti faccio fare altri 2 brani. Sì. E poi dopo ritorno
e facciamo i saluti e chiudi con l'ultimo brano. Va bene. Va bene? Ne vogliamo altri 2? Perché la scaletta la dobbiamo rispettare tutta, non ce ne andiamo da qua se non facciamo tutte le canzoni che abbiamo stabilito. Quindi, quali sono rimasti? E dico no. Sei sicuro? Sì. Proprio no, mi devi dire. Io Dico ti voglio no, fare però sì. cantare. Ah, Dico no, ok. però sì. Dici no, però è un sì, va bene. Ok. E quella dopo? La annunciamo dopo? Ora pure la vuoi annunciare adesso? Amore mio di sera, sempre di Mauro Nardi. Sono Altri 2 brani molto belli, bravo. Ti piace Mauro Nardi? Voglia. Non l'avevamo capito, non l'avevamo Anzi, capito. non si vede. Si sente, si sente. Va bene, andiamo. Come si bella si fatta per me, c'ho messo tanto per scegliere te. Si torna tardi fai finta di dormire e dentro la cucina poi mangi su lì. Non ti ho tradita mai, ma non può capire. E io dico no, su fatto non mi va, ma come può pensare che nato ci può stare? Se la vita mia è per te, non mi tratta così. E allora amore mi hai fatto chiucca, oggi bisogna stare vicino a te. Tu vuoi stare? Che ti metto a luccare, che io tengo su a te, che mai ti tradirò e non mi fa giurare, tu sai come posso fare, e se ti metto scuro in caccia fa, solo così tua roba può capire quanti ti voglio. Si pensi voto che strana che sei, che sei, che sei, che sei, che sei. Squillo telefono e dici che lei non può capire che ci stai solo tu. Ed ogni giorno io ti amo di più. Non ti ho tradito io dico no, su fatto non mi va, ma come può pensare che nato ci può stare? Se la vita mia è per te, non mi tratta così. E allora amore mi hai fatto chiucca, che c'è bisogno di stare vicino a te. Tu vuoi stare, che ti metto a luccare, che io tengo solo a te, che mai ti tradirò e non mi fa giurare, tu sai come posso fare, e se ti metto scuro in caccia fa, sono così tua roba può capire quanti ti voglio. Tu vuoi stare, che tu metti a luccare, che io tengo solo a te e che mai ti tradirò, ma non mi fa giurare, tu sai come posso fare, e se ti metto scuro in caccia fa, sono così tua roba può capire quanti ti voglio. Hey! Andiamo con la prossima. Amore mio di sera, dedicata a tutti i mariti e moglie e tutti i conviventi. I volevo
sapessi lavare i piatti, cucinare gli spaghetti, ti facessi pure liette, ma non è facile. Col passato per marone, ci ho provato una parola, stamattina ho bucato, con me è difficile, difficile. Io ti voglio bene, tu sei buono con mio pane, però la tavola non mi fa parecchiare. Tu mi metti in crisi con sta roba, non in casa, ma è pur peggio, non ne saccio proprio fare. Amore mio di sera, vuoi lavarmi il bicchiere? Ma non mi fa piacere, sono rimasto fermo all'epoca papà. Amore mio ti prego, non è che me ne frego, tengo a naso all'occhio che la santa buona femmina mamma. Tu sei bellissima, sei modernissima, sei di utilissima, ma non mi basterà, con me sono massima. Sei carnalissima, ma Dio santissima, tu non mi puoi cagnare. Tutto insieme all'improvviso, la vestire, una camisa, pigliola col filo e cusa, ma non è facile, non è facile. Col bucato ci ho provato, mamma mia non ci ho provato, stamattina ho bucata. Com'è difficile, difficile. Io ti voglio bene, tu sei buono con mio tavolo, tu mi fa parecchiare. Tu mi metti in crisi con sta roba, non in casa, ma è pur peggio, non ne saccio proprio fare. Amore mio di sera, vuoi lavarmi il bicchiere? Ma non mi fa piacere, sono rimasto fermo all'epoca papà. Amore mio ti prego, non è che me ne frego, tengo innanzi all'occhio che la santa buona femmina mamma. Tu sei bellissima, sei modernissima, sei di utilissima, ma non mi basterà, con me sono massima, sei carnalissima, ma Dio santissima, tu non mi puoi cagnare. Massima, sei carnalissima, ma Dio santissima, tu non mi puoi cagnare. E bravo Vincenzo, bravo, vieni qua, bravo, 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 giovane con una voglia di canto infinita. Questa sera abbiamo cantato live, abbiamo avuto il maestro Salvo che ha accompagnato Vincenzo in tutti i brani e devo dire che è una cosa molto bella perché cantare live già c'è l'emozione di suo, essere in TV, essere in radio sicuramente l'emozione è tanta e tu questa sera sei stato bravissimo. Grazie. Hai cantato 8 brani perché l'ultimo lo cantiamo dopo, uno dopo l'altro senza stancarti, senza fermarti e queste sono cose che fanno gli artisti perché non tutti riescono a cantare per tutto questo tempo. Grazie. E riuscire a mantenere il fiato, il lavoro di diaframma, sei stato bravo, complimenti. Grazie. Non ci vedavamo da un pochino e ti faccio i complimenti perché sei migliorato tanto. Complimenti a Vincenzo. Allora, siccome siamo quasi in chiusura, abbiamo l'ultimo brano, prima di andare a salutare vogliamo nuovamente qui con noi Carmelo, quindi facciamo un applauso per Carmelo D'Alessi. Carmelo, grazie, bentornato. Grazie. Niente, devo dire che Vincenzo è migliorato tanto, gliel'ho detto anche a lui, riuscire a portare avanti un programma televisivo da solo è una grandissima bella cosa e lui ci è riuscito. Questa è stata ce la deve fare. Questa è stata la prima volta che l'ha fatto tutto solo perché quando siamo stati insieme non sei mai stato da solo. No, mai. Ci sono sempre stati ospiti, invece questa sera si è dimostrato ad hoc 100 su 100. Bravo! Grazie. Prima di andare risalutiamo nuovamente i nostri sponsor e facciamo anche tutti i saluti che vogliamo fare, così poi dopo andiamo con l'ultima canzoncina. Ringraziamo sempre Impresa Edile, Scaredil, lo ricordiamo, ristrutturazione, impianti e come dice Vincenzo, chiavi in mano ragazzi, per qualsiasi cosa affidatevi ai migliori, li trovate a Lentini, potete contattarli anche per un semplice preventivo, loro saranno sempre disponibili e pronti soprattutto a darvi tutte le risposte di cui avete bisogno.
bisogno contattate il 352 0897 271 e questa appunto è l'Ascar Edil e poi grazie anche allo studio discografico Scar Music e anche loro li trovate a Lentini e Digital Video. Un bacione e complimenti sempre ragazzi per tutto quello che fate. Prima di chiudere salutiamo e ringraziamo il maestro Salvo Conte che ha accompagnato Vincenzo con tutta la sua musica, quindi grazie anche a te Salvo per essere stato qui con noi con la tua tastiera. Vuoi dire qualche cosa? Vai. Salutiamo a tutti gli amici, mia moglie che ci sta guardando sicuramente, Melissa, a Ciro Grazie. che ci sta riprendendo e tutti voi. Grazie. Grazie. Un abbraccio alle persone da casa. Ecco, Carmelo, tu vuoi fare qualche salutino? Io saluto Filippo Ippolito, Rocco Lanza, mia mamma, Giusto? La mamma è la prima. mio figlio ce l'ho qua. È giusto? L'altro pezzo di core? Un pezzo di core e l'altro pezzo di core. Vince, tu vuoi fare qualche salutino? Sì, salutiamo l'organizzatore Rocco Lanza e un abbraccio alla famiglia e poi mi volevo stringere al lutto del, come si dice, del nostro Cinzia Oscar. Che io Della famiglia Calone, Marco. ho Di avuto Marco. io il piacere tanti anni fa di cantarci insieme, però una volta sola. Però tu ci sei riuscito. Hai avuto questo grande piacere nella tua vita. Mandiamo un bacio a questo bellissimo angelo che sicuramente sta cantando lassù e sta cantando insieme a tantissimi altri angeli. Allora, Un altro saluto. Certo. Saluto la mia compagna anche. direi, scusami. Cioè, a tua mamma, a tuo figlio, e un altro pezzo. L'importante è arrivare. E mi confondo, vedi? Come arrivo io sul palco, io... Lui più c'ho... l'adrenalina. Allora, quando sale lui, io c'ho l'adrenalina. Io mai mi era successo di È vero, dimenticare un pezzo di canzone. Un pezzo di canzone, non mi è successo mai. Però, non mai dire mai nella vita, abbiamo fatto anche questa, Okay, però alla fine è andata bene. Va bene, Vincenzo, con quale brano andiamo a salutare? Terza elementare. Perfetto, noi salutiamo tutti belli di Bella, speriamo che vi siete divertiti con noi, sicuramente ci ritroveremo presto. Volevo salutare un attimino preciso Certo. il mio curatore di look, Sì, Alessio Guzzone Barber da Lentini, lo salutiamo. e un abbraccio a tutte le persone che ci guardano da casa, alla mia mamma, al piccolo William, e un bacio a tutti. Grazie, noi vi ringraziamo a tutti e vi Grazie a auguriamo la tutti. buona serata come sempre. Grazie. Grazie a Carmelo e grazie Grazie a voi, soprattutto grazie a voi. a Vincenzo Grazie a voi. D'Alessi. Buonanotte a tutti, ciao! Ci siamo? Partiamo? Ormai si è fatto tardi, gli alunni vanno via, la classe è quasi vuota e resta soltanto ma piccia sigarette, aspetta scrivania e guarda i banchi vuoti, tanta nostalgia. Ricordo una bambina che stava in prima fila con due treccine bionde e l'occhio nero nero. La mamma una mattina se l'è portata via, povera figlia mia, non l'ha già vista più. E non ci faccio più, a figlia mia voglio vedere, chissà tu sai, si pensa ancora al suo papà, mi senti sciampazzì, ti prego di farla tornare, l'aspetto sempre qua, e so che vorrò da perdonare. Solo mi sento sola, oggi nessuno se la cura me, gli anni con passi libri, quanti tu pago non pegano a te, io non ci faccio più, a figlia mia voglio vedere, chissà tu sai, si pensa ancora al suo papà,
mi senti sciampazzì, ti prego di farla tornare, aspetta sempre qua. E sono pronta per durante la lezione, quanta malinconia, vorrei una creatura, io venga figlia mia, e mi zanare sade, cagna sto cuore mia, ma zanna figlia mia, come non c'è nessuno più mi pensa, e che grande delusione, guardando a sti guaglione che hanno sto cuore mio e sotto una risata la lacrima nasconde, pensa una figlia mia come una vega più e non ci penso più a figlia mia voglio vedere, chissà dove stai, si pensa ancora al suo papà, mi senti sciampazzì, ti prego di farla tornare, aspetta sempre qua e sono pronta per tornare, solo mi sento sola, oggi nessuno sa cura me, cagna con passi libri, quanti tu banco non pegano a te, io non ci faccio più, a figlia mia voglio vedere, chissà dove stai, si pensa ancora al suo papà, mi senti sciampazzì, ti prego di farla tornare, aspetta sempre qua. E sono pronta per donare. Professore, no, volevo prima domandargli, la sua figlia quando viene a scuola? Lei dice sempre domani e invece non viene mai. Professore, ma cos'è? Lei piange? E i cagni troppo la paura che non vedo più la figlia nella mia. Prego notte e giorno a Dio, prego notte e giorno a Dio che torna mi fa abbracciare mia figlia. Ti prego Dio, falla tornare tu me. Un abbraccio a tutti e buonanotte, un abbraccio da casa.